presentazione dell'Accademia della Lingua Siciliana. Ci troviamo a Termini Imerese, lo diciamo anche a beneficio di chi ci segue in diretta streaming su internet, nella sala Picta, una bellissima sala, non so se avrete modo poi di vedere anche le immagini. Ringraziamo il Comune di Termini Imerese che ci ha concesso questo luogo prestigioso per questa presentazione dell'Accademia della Lingua Siciliana. Prima di iniziare vorrei cedere la parola a un aderente dell'Accademia, il nostro Liborio Galbo di Termini Imerese, che non vi dico niente, la parola a Liborio. Un sentito ringraziamento a Alfonso Genchi per la parola di Mattano e per un benvenuto a tutti in questa sala che è la storia di Termini Imerese, che parte con 500 a.C. e posso ringraziare l'amministrazione comunale nelle persone della vice sindaco Licia Pollone, l'assessore alle politiche sociali Rosa Lobianco e la presidente del consiglio comunale Anna Moroso. Oggi presentiamo alla cittadinanza di Termini e tutti quelli che ne vedono attraverso internet e questa diretta che si sta facendo l'Accademia della Lingua Siciliana, che nasceva l'anno scorso, nel mese di gennaio, e poi fu ratificata a 17 gennaio dall'Assemblea regionale siciliana nella sala gialla, dove c'erano presenti autorità anche dalla Tunisia, dove c'era un console della Tunisia e anche un docente universitario che mi disse che in Tunisia all'università studiano la lingua siciliana, ma chi volevano fare anche in tutte le città della Sicilia, a partire dai Termini Imerese, che già ci sono i dirigenti scolastici interessati per fare studiare i piccolitti dai 7 anni fino alle scuole superiori della lingua siciliana. Vi ringrazio della presenza e passo la parola alla vice sindaco che avevo qua presente. Visto che la parola data non posso rifiutarmi di parlare, ma del resto è un piacere per me salutarvi e darvi il benvenuto al Palazzo Municipale, al Palazzo di Città, in questa splendida Camera Picta, che in questo anno, devo dire, noi siamo qui da meno di un anno come amministrazione comunale, ma devo dire che abbiamo ospitato proprio in questa zona tantissime manifestazioni di carattere culturale e grazie non solo al Liborio Galbo ma anche a un altro dei componenti della vostra accademia, che è l'Italia, la nostra amica l'Italia, che è quello qui ha organizzato tantissimi eventi proprio nell'ultimo periodo. Quindi è un piacere ospitare anche questo evento. Ringrazio il presidente Petix per essere qua, per aver scelto questo luogo e spero, vi auguro che i lavori di oggi insomma porteranno buoni frutti, quindi che programmerete eventi anche nella nostra città e quindi avrò il piacere di ospitarvi ancora nella nostra città. Giusto un saluto, facciamo tutti quindi io vi ringrazio anche da docente, cioè sono convinta che sarà un ottimo laboratorio da fare nelle nostre scuole, quindi anche a nome della mia scuola ne parlerò subito con la mia preside, non so se già preso contatti, ma ritornare o quantomeno ricordare determinate parole per me è molto importante. Ho uno zio in America che vive lì da più di 60 anni e una delle volte che è ritornata una mia cugina che ha portato dietro di sé proprio dei vocaboli che oggi non utilizziamo più, secondo me sarebbe bello proprio andare a rivedere le vecchie parole siciliane, terminale o comunque del nostro territorio, che ci possono comunque far ricordare i nostri anni. Ritengo che veramente sia una cosa molto molto bella. Quindi grazie a voi che avete scelto la nostra sede e grazie a tutti voi che ci state seguendo. Ringraziamo la vice sindaco Licia Pollone che ha terminato di parlare. Io lo sono bianco, Io già parlavo, non ha già parlato. Alla presidente. Adesso la Presidente del Consiglio. La parola allora va al Presidente del Consiglio Comunale Anna Amoroso. Benvenuti, salve a tutti, vi porto anche il saluto del Consiglio Comunale che mi pregio di rappresentare. Come ha detto bene in un siciliano perfetto, Liborio,
siamo qui oggi in questa splendida sala che racconta la storia di Termini Imerese. Se poi avrete tempo vi potete fermare ad ammirare, ad apprezzare quella che è la nostra storia. Una storia di un comune che ha visto diverse civiltà che si sono susseguite qui a Termini Imerese, da normanni, arabi, spagnoli, francesi, che poi non è altro che la nostra lingua siciliana, perché mi piace chiamarla lingua siciliana e non dialetto, perché questo è. Io sicuramente amo la sicilianità e il nostro essere siciliani, perché la nostra lingua ci rappresenta, ma è anche il nostro carattere che molto ci rappresenta. Perché quando guardo qualcuno dico questo è siciliano, magari se mi ritrovo fuori, perché siamo persone accoglienti, perché siamo persone passionali, perché crediamo in quello che facciamo. E il credere in questa accademia, ringrazio il Presidente Perix di essere qui presente oggi con tutti voi, sicuramente questo è un buon inizio. Diamo anche il benvenuto al Sindaco che sta arrivando e vi chiediamo scusa. Noi vi lasceremo perché oggi è una giornata campale, abbiamo diversi appuntamenti che si susseguono uno dietro l'altro, quindi proprio nel parlare nella nostra sicilianità, nella nostra lingua siciliana, riflettendo, dicevo, noi da siciliani, il siciliano non è altro che la nostra, rispecchia la nostra identità, la nostra proprio cultura di quello che siamo e di quello che saremo sicuramente. Però se uno si ferma un attimo a parlare a quello che è la parola siciliana, io dico sempre, molto spesso noi non usiamo il futuro, no? Nel siciliano, perché non diciamo mai io farò domani la torta, io dico aio a fare, domani aio a fare la torta, quindi aio a fare sta indicare devo fare, questo sta proprio nel nostro essere siciliano, nel dover fare come compito e non nel futuro, perché noi lo facciamo se lo dobbiamo fare adesso e subito. E quindi è per questo forse che questa accademia, grazie anche alla caparbietà di tanti amici, oggi è nata e spero tanto che possa avere uno splendido futuro, così come tutte le iniziative che qui a Termini, grazie anche così all'amica Ritalia, così come a Liborio, che si impegnano sul territorio, nel sociale, nella nostra veramente territorialità e nel credere in quello che ogni giorno ognuno di noi poi fa. Grazie ancora per essere qui. Ringraziamo il Sindaco per la presenza, perché oggi tra l'altro credo che Termini è pieno di manifestazioni che sono molto impegni. Grazie a voi. Diamo la parola al Sindaco Francesco Giunta. Allora, grazie a voi anzitutto per essere qui, grazie a voi per aver scelto la Sala Barbera come luogo di incontro e di dibattito e di ritrovo relativamente a questa iniziativa culturale. Sappiamo che Liborio Galbo, che rappresenta per noi l'associazione Banca del Tempo e che veramente il tempo che dedica e che da sempre, da anni dedica alla propria città, alla nostra città, a titolo veramente del tutto gratuito, e così non potrebbe essere viste perché andiamo avanti sempre a mo' di veramente di associazionismo, di passione, di amore, di voglia di fare per la città, ha voluto fortemente questa iniziativa. Io la definisco, lei dice il paesaggio, per me è un'ambasciatrice, Ritalia è un'ambasciatrice della cultura termitana, della sicilianità, della termitanità, è un'ambasciatrice oltre che nell'intera regione, anche nel nostro paese, perché l'Italia con le iniziative che organizza a Termini e non solo a Termini fa conoscere Termini, fa conoscere le nostre tradizioni, fa conoscere il dialetto siciliano e quindi corrobora questo tipo di iniziative. Il dialetto siciliano, tante volte veramente lo abbiamo, molte volte è stato definito una lingua in realtà e non un dialetto, è una lingua ma per tanti motivi, ovvio perché la Sicilia comunque per la sua insularità è un'isola e comunque ha avuto proprio questa caratteristica di differenziazione, non in negativo come molti vorrebbero, ma quanto piuttosto sotto l'aspetto positivo rispetto alla penisola, al continente. La cultura della Sicilia sappiamo bene che contiene, è veramente uno scrigno magico di tesori artistici, culturali, che molto spesso purtroppo
anzi troppo spesso non vengono valorizzati anche sotto il punto di vista, sotto l'aspetto economico, perché turismo, cultura sarebbe sviluppo economico, invece noi oggi tutti ogni giorno, a proposito, fino a ieri, piangiamo conseguenze e drammi, vediamo la vicenda Fiat, Busec, aree industriali e così via. E molto spesso questa cultura deve, secondo me, e queste iniziative secondo me devono portare a questo, e per questo l'amministrazione comunale concede con piacere il patrocinio a questo tipo di iniziative, voluta particolarmente tra l'altro dal nostro vice sindaco, l'assessore Licio Fullone, ma perché devono portare sviluppo, ricaduta, perché ce lo diciamo tutti, al nord, in altri posti, basta che c'hanno una pietra, cosiddetta una pietra, qui abbiamo la San Momelli, noi qua abbiamo cultura, qua abbiamo tradizioni, abbiamo folklore, abbiamo arte culinaria, enogastronomia, ma non riusciamo a trasmetterla, a venderla e quindi a averne un ritorno. Concludo pensando per esempio che Termini Imerese ha veramente un monumento alla lingua siciliana, che è la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, la famosa chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, che oramai viene utilizzata anche grazie all'impegno di Padre Todoro oggi e di Padre Anfuso ieri, che è stata maltrattata, dice bene Rita Elia, maltrattata, è stata addirittura negli anni passati utilizzata come granaio, come deposito di merci, che è stata buttata la calce nelle pareti per coprire gli affreschi che raccontano la vita, le vicissitudini di Santa Caterina d'Alessandria. Tutte queste è un po' così, come la Camera Pittica che racconta la storia di Nera, Terme, i cartaginesi, ma qua è in latino, lì è tutta la storia raccontata, ma così a fumetti, potremmo dire oggi, con i disegni fatti benissimo dai fratelli Graffero, ma in siciliano, e devo dire in siciliano, ed è una cosa fantastica, credo che sia veramente uno dei pochi monumenti, forse l'unico giustamente ricevuta in Sicilia e quindi nel paese, dove vi sia una struttura, un monumento così antico che rappresenti la storia di una santa, in questo caso di Santa Caterina d'Alessandria, nella lingua siciliana, racconta anche le vicissitudini del tempo, del popolo in quel periodo. Quindi oggi, dopo essere stato qui, quindi nella sala Vincenzo La Barbera della nostra sede storica, ovviamente vi aspettiamo per organizzare un ulteriore evento all'interno della chiesa di Santa Caterina, con le scuole. Sicuramente Padre Antonio Todoro, il nostro arciprete, sarà ben lieto di poterci, che lo faremo insieme con il patrocinio della città di Termini Imerese, poterci ospitare e quindi per poter ancora di più dare forza a ciò che oggi stiamo avviando. Quindi ancora grazie e buon lavoro. Grazie. La parola al presidente dell'Accademia della Lingua Siciliana, il dottor Giuseppe Petizzi. Io ringrazio soprattutto questo affetto con il quale ci state ospitando, però anche nella lungimiranza voi avete già compreso che avete la fortuna di avere persone, dei vostri concittadini come Rita, come Liborio, che fanno tanto per la nostra cultura, ma non solo quello di Termini, ma contribuiscono unitamente a tutti gli altri soci della nostra accademia a celebrare quella che è la nostra cultura, una cultura millenaria. Però nella cultura millenaria della Sicilia c'è questa ospitalità, quella che voi celebrate, quella che voi mettete in pratica. Io sono felice e lo dico, e lo penso con grandissima sincerità, anche a nome di tutta la nostra accademia, di essere qua, in questo palazzo bellissimo, ma adornato oltre da questi affreschi meravigliosi dalla vostra sicilianità, dal vostro essere realmente ospitali. Vi ringraziamo, anzi la nostra istituzione culturale deve essere non solo a disposizione della Sicilia, ma soprattutto di questa bella città che ha tante cose da scoprire e da promuovere. Io dico sempre saper fare, ma anche fare sapere. Questa è una cosa che voglio dire, concludo l'intervento lasciando anche la parola a altri evidenti
cultori, io non lo sono, loro sono realmente persone che si dedicano a tempo pieno a quella che è la nostra cultura siciliana, a quella che è la nostra lingua siciliana. Il caso mi ha fornito lo spunto. Stavo prendendo il caffè e in uno dei nostri bar e nella bustina c'è messo quale lingua passa un mare. Ovviamente quale lingua è inteso chiara capacità di parlare, bocca come si dice, bocca che parla, super perfetto. Però in questo caso lo voglio interpretare in una maniera più larga, forse voglio distorcerlo a mio modo. Io spero che questa nostra lingua che stiamo celebrando, che stiamo costruendo giorno dopo giorno con delle basi di studio, salde, con il loro impegno, tutto a titolo del tutto di volontariato, possa realmente passare il mare. Visto che l'UNESCO ci ha riconosciuto come lingua madre, noi ci auguriamo di poterla celebrare, codificare e renderla sempre più forte per dare forza alla cultura e alla storia della nostra terra, sperando che questa terra possa attirare sempre di più turismo. E quello che ha detto lei poco fa sulla chiesa è una cosa importantissima. Il Palazzo Steli nei sotterranei per un periodo l'Inquisizione ci teneva i carcerati. Bene, i carcerati nel tempo facevano dei graffiti, ma non graffiti, con quello che aveva questa istituzione, incidevano quelle pareti e lo facevano in lingua, e non dico in dialetto, ma in lingua siciliana. E perciò ci sono tanti posti che dobbiamo scoprire anche in questo ambito. Perciò grazie soprattutto a questa città a questa amministrazione, a questa città, al consiglio comunale che si è fatto sentire con il presidente, e grazie a tutti voi. Devo ringraziare tutti gli aderenti dell'Accademia, con un ringraziamento particolare a chi comunque a Liborio e a Rita che ci hanno fatto ci hanno fatto arrivare, ci hanno dato la possibilità unitamente con la vostra, però insomma di conoscere questa bella città e questa bella sede. Posso anche dire questa amministrazione sensibile e lungimirante. Presidente ha avuto un po' lasciare all'altrimenti dell'Accademia due parole di presentazione dell'Accademia. Dirò qualcosa io prima di dare la parola agli altri aderenti, Giuseppe Gerbini e Rita Elia. L'Accademia della Lingua Siciliana di fatto nasce l'anno scorso a febbraio con una riunione fatta a Caltanissetta e nasce per una cosa particolare, molto particolare. Lo stimolo che ci ha fatto aggregare è stato il seguente, molto particolare. Ci siamo accorti che già sappiamo che la lingua siciliana viene poco usata, viene più usata a livello parlato e soprattutto in ambito familiare e amicale anche moltissimo. Però ultimamente ci sono state delle cose, delle novità che hanno rivoluzionato questo contesto. I social media. Con i social media, ma non solo, i cellulari, WhatsApp, con i social media e tutte queste nuove tecnologie, gli amici non parlano più oralmente, ma spesso si scrivono messaggi che postano su Facebook, post, commenti, eccetera. E così come avviene nella vita reale di tutti i giorni, tra amici viene spontaneo comunicare anche in siciliano e si vedono moltissimi messaggi in siciliano. Però si vedono anche dei messaggi di strafalcioni incredibili. Che è naturale, perché mai si è scritto in siciliano, molte di queste persone mai hanno letto una poesia, un componimento in siciliano, quindi è naturale che scrivano come gli viene. E allora ci siamo detti, una cosa positiva com'è questa novità, cioè la diffusione anche a livello scritto del siciliano, viene intaccata da questa deriva incolta. Dobbiamo porre un freno a questa deriva. Ci vuole qualcuno che consigli, che aiuti, che stimoli come deve scrivere in siciliano a scrivere grammaticalmente in maniera corretta. Questo è stato, diciamo, l'inizio che ci ha aggregato, e ovviamente dove ci siamo aggregati su internet, era logico, su un social media, su Facebook, gente che alcuni si conoscevano, altri non si conoscevano, da tutte le parti della Sicilia e anche dall'estero. Il presidente della provincia di Agrigento, ci sono componenti che vengono da Roma, se mi dimentico qualche posto, eccetera, da tutta la Sicilia ci siamo uniti. Un'altra caratteristica di questa accademia è che per la prima volta esistono molte associazioni che
curano la lingua siciliana, ma sono poche persone. E sono tutte di un determinato territorio. E poi c'è una legittimazione data dal fatto che i componenti siano di tutte le parti della Sicilia. Certamente, noi siamo moltissimi, è stata una cosa Anche bellissima. perché il dialetto è molto differente tra una provincia e l'altra. Cioè, Ma una volta anche da città. Noi qui abbiamo due paesini che sono a 3 km di distanza con due dialetti completamente diversi. Ma questo dimostra che il siciliano è una lingua, perché si compone di tanti dialetti. Insomma, per farla breve, ci siamo aggregati, oggi credo che siano più di 140-150 poeti, cantautori che scrivono canzoni in siciliano, studiosi, professori universitari che insegnano lingua siciliana all'estero, perché ancora in Italia si insegna dialettologia, all'estero si può fare. Tunisi, professore Cipolla dall'America, varie persone che in un modo o nell'altro si occupano di lingua siciliana. È chiaro che il fine piano piano si è un po' allargato. Oggi l'Accademia non ha come unico fine quello di aiutare chi vuole scrivere a scrivere in maniera corretta. Vogliamo promuovere questa lingua, vogliamo far sì che venga usata sempre di più, anche in luoghi pubblici come oggi ha fatto Liborio, dimostrando che in siciliano si può comunicare come in qualsiasi altra lingua. Magari siamo disabituati a usarla in contesti ufficiali, però vi assicuro che si può fare tranquillamente, ci sono tutti i termini, abbiamo un vocabolario che racchiude qualsiasi termine che ci consente di esprimerci per dire quello che vogliamo. Anzi, addirittura per chi è nato la ha come lingua madre o comunque in un ambito di bilinguismo, certamente ci sono delle cose che si esprimono meglio in siciliano. A volte ci viene difficile trovare un termine che abbia un'impregnanza, sì, proprio un significato identico a quello siciliano. Perché semanticamente non ha paragoni nella lingua italiana. Io sono brevissimo, voglio chiudere qui come presentazione dell'Accademia della Lingua Siciliana, soltanto voglio dire che uno dei nostri ambiti principali in cui vogliamo operare è quello scolastico, perché crediamo che per promuovere la lingua siciliana bisogna soprattutto agire in due ambiti, quello appunto scolastico e quello dei mezzi di comunicazione. Io cedo la parola a uno dei nostri aderenti, sono collaboratori, Giuseppe Zerbino, che viene da Castellammare del Golfo in provincia di Trapani, che proprio credo ci voglia parlare di questo ambito scolastico. A te Giuseppe, poi termineremo con la poetessa Rita Elia. Poi ve lo dico. Io sarò brevissimo, intanto buonasera a tutti, naturalmente ringrazio l'amministrazione. Poco fa si parlava appunto, una professoressa, non sbaglio, sono insegnante anch'io e quindi vivo la scuola possiamo organizzare tutti gli eventi che vogliamo, possiamo fare tutte le accademie che vogliamo, ma se non creiamo un vivaio, e il vivaio sono i bambini, con l'aiuto dei referenti, cioè gli insegnanti, perché se a questa cosa non ci credono, principalmente gli insegnanti, il lavoro nostro sarà nulo. Quindi io esorterei appunto tutti gli insegnanti, poco fa Calvo diceva che ci sono delle scuole già interessate Io devo essere sincera, volevo portare anche un esempio. Noi abbiamo fatto un concorso a Carnevale proprio e molti bambini comunque si sono cimentati nelle poesie siciliane. Quindi c'è quella voglia probabilmente da parte di molti bambini a scrivere proprio in siciliano. Sì, però non dimentichiamo che noi siamo i primi a dire ai nostri figli parla giusto, no, parla bene, parla giusto. Parla in corretto italiano. Quindi abbiamo esplorato che però c'è la voglia di quasi. sì, Quando questa vedo voglia, di alcuni però bambini ancora è presentata, tra virgolette, oserei dire, a mo' di gioco, un po' di esperimento. Invece noi vogliamo fare proprio perché, a differenza, poco fa il vice sindaco diceva ci sono tra Trabia e Termini due dialetti differenti. È vero, non del tutto, perché se noi prendiamo, che ne so, un'altra regione, la regione Lombardia, e prendiamo un bergamasco e un milanese che si esprimono nel proprio dialetto, non si capiscono. Io sfido chiunque a prendere un siciliano di qualsiasi provincia. Noi non abbiamo problemi a comunicare. Abbiamo anche la gestualità.
Sì, noi abbiamo questa capacità. Sì, abbiamo la gestualità. Allora, per dire che se noi non abbiamo difficoltà nella lingua parlata, pur parlando in dialetti differenti, vuol dire che è una lingua di base, c'è un substrato comune a tutti. Quello è una caratteristica di una lingua, non di un dialetto. Sì. Solo questo. Bene. Tornando alle scuole, io terrei veramente che fossero gli insegnanti prima a credere in questo progetto, a credere, perché quando noi ci esprimiamo nella nostra lingua madre, stiamo esprimendo la nostra identità. La poetessa Riteria, io volevo soltanto dire che già abbiamo iniziato a lavorare nelle scuole, siamo stati in una scuola di Marianopoli e a maggio, non ricordo la data, saremo a Palma dei Montechiari e poi ci saranno altri appuntamenti, quindi già siamo operativi in questo senso. E allora terminiamo con la poetessa Riteria che reciterà una poesia sulla lingua siciliana che in siciliano, sulla Sicilia. Perché questa poesia sulla Sicilia? Perché quasi in contemporanea, perché già è accaduto, dall'altro lato del mondo, in Argentina, in occasione di una festa organizzata da una comunità di catalani in Argentina, immigrati in Argentina, questa poesia è stata recitata. Ci è stato chiesto a me personalmente devo dire, ci è stato chiesto una poesia in siciliano perché avevamo piacere in questa festa che anche la comunità siciliana potesse apportare il suo contributo culturale. È stata letta qualche ora fa questa poesia. Questo è un onore credo per tutti noi siciliani chiaramente e vorrei che Rita la recitasse anche qui a beneficio anche di chi ci segue via internet. Allora, prima di recitare la poesia che non sarà quella, perché temo che a mia memoria... Sì, non l'avevamo stabilito, quindi non ti preoccupare, vai avanti. Allora, volevo dire che io ho fatto già nel passato, sia col progetto Lires nelle scuole, che era finanziato dalla regione, quella regione, ho fatto dei incontri a Caccamo, a Termini Imerese, nelle scuole medie e scuole elementari. E in più ho fatto un progetto a Castellana Sicura, mettendo insieme i bambini con i nonni. Una cosa bellissima. E tante volte mi sono trovata in una scuola a chiedere: ma voi a casa parlate in siciliano? Mia madre non vuole perché dice che è volgare. Che la volgarità è ben altra cosa. Lasciamo stare tutto questo. Io vorrei recitare Accustina Scia Sicilia, che è diversa da quella, perché quella sicuramente non è vera. Un giorno, caro signore, non aveva nulla di fare, un'isolita luce pensò di dottorare. Bastò una grande cista di frutta martorana e con i madonì ci fece una collana. Poi disegnò ciumi, vaduna, zabbara, stignuti il remo e feci la chiara di Catania. Pigliò un pugno di cime, isò un fumaloro e aggiumò l'Etna con i ciumari d'oro. Ci mise tanto amore e tanta fantasia. Fu Palermo, Cefalù, fu Termini e Ciabbina, fu Ciarni, Siracusa, Enna e Messina. Ci mise più passione per fare taormina. Ginesci, Gelsomini, Figurina senza spine, e Zagara, Lignuna, Mendola d'Agrigento, aranci, mandarina e frutta fratella. Ci misi tutti ciauli, usò tutti i colori e si passò un tempo, ne sciù sta gran pittura. La mise dall'acqua atturniata di gemali, la inchiudi di piscitelli, di varchi e di lampari. La notte poi la luna e gli stigi s'avvilirono d'acqua che spicchia, sannata, cimolia. E come una coperta ricamata di seta, qui la prima notte d'amore inazzita. Fu chissà la cornice che ci fosse un signore. Liscio di riso mano d'un gran pittore. Bella sta nostra isola, pure si c'è a gramigna, ma ella è terra nobile, è sempre femminile. Amato la sorte la vuole sempre profonda, ma Isa sempre a testa, fa parte di un mondo.
questa conferenza dell'Accademia della Lingua Siciliana ringraziando prima di tutto lo sindaco Cacciaconcesso Sabella Sala e tutta l'amministratura del comune di Termini Imerese, lo presidente Peppe Petix che viene da un'altra provincia e tutte le componenti dell'Accademia e i presenti che sono in questa sala e tutti quelli che l'hanno seguito via internet. Grazie a tutti.